Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. In questa puntata contano le dimensioni. Siamo in una delle piazze più grandi d'Europa, Piazza del Plebiscito. Assaggeremo alcune fra le pizze più grandi di Napoli, Aro de Carré, e parleremo di uno dei più grandi artisti napoletani, Pino Daniele. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Antonio Fucito, ho 44 anni e da piccolo volevo fare il chirurgo. Sono Giovanna Sposito, ho 30 anni e da piccola volevo fare l'attrice. Sono Valentina Cappiello e da piccola volevo fare la ballerina. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Ciro Tutino, insieme a mio fratello Antonio gestiamo la pizzeria Bro Ciro Antonio Tutino a Piazza Mercato. Ciao, sono Salvatore Martino della pizzeria Oro Bianco, Napoli. Sono Enrico Di Pietro del Palapizza, il palazzo della pizza a Frattamaggiore. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Napoli, Piazza Nazionale, sto aspettando Giovanna. Piazza Nazionale è una delle piazze più vivaci e centrali di Napoli. Situata nel quartiere Vasto, a pochi passi dalla stazione centrale. La piazza è un punto di riferimento importante per la vita quotidiana del quartiere, caratterizzata dal suo mix unico di storia e modernità. Non si può passare per la piazza senza fermarsi a gustare qualcosa di buono, tra i suoi bar storici e le varie attività di ristorazione. Sono Giovanna Sposito, ho 30 anni e da piccola volevo fare l'attrice, studiando anche in 2 accademie molto importanti. Ma poi da grande mi ci ho trovato a vendere i friariello, in tutta Italia Friggitelli. Sono conosciuta su TikTok come Fior di Frutta Napoli. Molto spesso litigo con i miei clienti, perché dico sempre ciò che penso. Harry, ma tu qua stai? Scusi, cioè nell'attesa sono ritornato bambino, ma con la fame di un adulto. Dove andiamo a mangiare ora? Oro Bianco. Ciao, sono Salvatore Martino della pizzeria Oro Bianco, Napoli. Perché dovreste sceglierci? Perché siamo un ambiente giovanile che dà sempre attenzione ai prodotti del territorio. E che mi fai mangiare? Popolana al contrasto. E che è una pizza? E certo che è una pizza, la conosci la provola e pepe? Perfetto, togli il pomodorino rosso, aggiungi i pomodorini gialli, poi c'è una confettura di cannellini, che attenzione non sono i fagioli. Ma i pomodorini flegrei. Esattamente, poi naturalmente provola, pepe, olio e una fronda e vasi di colo. Per gli amici di tutta Italia, una foglia di basilico. Harry, ma tu tieni fame. E come no? E vieni a presa a me. E andiamo a presa essi. Perché dovreste mangiare la nostra pizza? Perché utilizziamo tecniche di panificazione contemporanea con un occhio al passato per la pizza a ruota di carro. Il nome ruota di carro deriva dalla grandezza della pizza, che ricorda le ruote dei vecchi carri. Con l'esplosione della cultura della pizza napoletana nel mondo, molte pizzerie all'estero si sono ispirate a questo stile. Ma mangiarla a Napoli resta sempre un'esperienza insuperabile.
buongiorno. Ui Giovanna, buongiorno. Ciao Salvatore. Tutto a posto? Sì, ti presento il grande maestro Enrico Porzio. Piacere. Piacere mio, Salvatore. Enrico, tu lo vedi piccolino, ma a Caovera si mangia una bella pizza. Ma è una cantilena, io sta cosa già la saccio. Tocca a me giudicare. Tu vatti ad accomodare, prendi un bel tavolo che fra poco iniziamo a mangiare. Io nel frattempo chiacchiero un po' con Salvatore. Allora, Salvatore, nonostante la giovane età, sei un pizzaiolo con la P maiuscola. Ma da quanto tempo lo fai? Sono 4 anni. È sempre in questa sede? Sempre qua. Senti, ma io per accertarmi di quello che ha detto Giovanna, non mangiavano proprio i fatti tuoi. Andiamo a Redo Bank, fammi vedere la tua postazione. Henry, sei curioso? E certo. E vieni a pensarmi. Ma capisci? Allora, Salvatore, pizza Rodecar con un'idratazione bella spinta. Sì, qua siamo al 70%. E noto anche qualcosa di diverso nelle farine. Un blend di 3 farine, di cui anche una tipo 1. Con una lievitazione Di 36 ore. impasto diretto o indiretto. In diretta. Ma praticamente hai stravolto la tradizione napoletana. La pizza che mi farei mangiare? E la popolana al contrasto. Che sta qua, lo so che sei preparato, ma dai ci mettere in difficoltà. Una pizza dedicata a Pino Daniele, me la fai? E certo che la faccio. E allora io raggiungo Giovanna, tu mettiti all'opera. Ah, mi raccomando, occhio alla cottura. Lenta, docile e mai aggressiva. Mo lo faccio anche Pino Daniele. No, per amici. A me mi piace il blues. Scarrafone. Napoli è 1000 colori. Giovanna, eccomi qua. Eccoci. Finalmente si mangia una pizza Rodecar, direi in un locale contemporaneo, bei colori, pulito, tavoli ben distanziati, sedute comode. Ma tu da quanto tempo vieni a mangiare? Io sono loro cliente in questa sede già da un anno, però andavo anche già nell'altro locale. Hai sempre mangiato sta popolana al contrasto. No, ci sono anche altre specialità, la smarghinara, la pizza fritta, la capricciosa, e la salsiccia e friariello. Salve. Salve. Grazie. Eccola! Finalmente. Buon appetito! Grazie! Giovanni, questa è la pizza che mi hai consigliato tu, che è il cavallo di battaglia, uno dei cavalli di battaglia di Salvatore. E ora non ti resta che mangiarla e assaggiarla. Un pezzo a te e un pezzo a me. Buon appetito. Mangi che mani, eh? Certo. Ok, così piegala. Mari, com'è? Allora, l'impasto perfetto, scioglievole e devo dire la verità neanche gommoso, perché spesso e volentieri la pizza napoletana viene accusata di essere gommosa, questo invece è fragrante e scioglievole. Adesso vado in punto, vado ad assaggiare anche gli ingredienti. Allora, qua ci sta un bel gioco di pomodori, uno più aspro che è quello, il pinolo giallo, tu qua mi insegni, e poi c'è il cannellino flegreo che l'ha cucinato con dolcezza, quindi ha giocato molto con i contrasti dei pomodori, si sente anche il pepe, praticamente chi se ne prova il pepe rivisitato a modo suo. Qua ha avuto un bel po' di coraggio, dice la verità, io me ne mangio una pizza.
Gio, guarda, ma nonostante l'ultimo pezzo di pizza, quindi non è più cocente come appena sfornato, questa pizza si mantiene ancora fragrante. Henry, e se fosse una gara, che voto gli daresti? Un bell'otto, un bell'otto, Anzi. 8 abbondanti. È un bel voto però. Che dici, sta piacendo sta popolana a contrasto? Penso proprio di sì, sicuramente. Io credo proprio di sì, no penso, credo proprio di sì perché c'è stato tutte cose, i colori che i misi sono fantastici, sono vivaci, belli, rappresentano proprio la natura e la vivacità anche di Porzio. Giovanni, fino a questo momento tutto ok, eravamo sul suo pezzo forte, ma mo che da fa pizza Pino Daniele voglio vedere. Il 19 settembre 1981 Pino Daniele tenne un grande concerto in piazza del Plebiscito a Napoli di fronte a 200.000 persone, dove ci fu la consacrazione con il pubblico napoletano. Harry, t'ha già scioccato? Eccolo, eccolo. Che come hai bruciato la pizza? Lo scarafù. O scarafù? Harry, però, ogni scarafù, bella mamma su. Ah, era un coperchio bruciato, cioè si sta pigliando pure il gioco di noi, hai Non ti capito? scordare che a Napoli è 1000 colori. Bellissima. Come è fatta questa pizza? Allora, base bianca fior di latte con crema di datterino giallo, crema di datterino rosso e pesto di basilico. Bellissima, non ci resta che assaggiarla. I Assaggiamo. profumi sembrano interessanti, eh? Non mentono. Salvatore, ti faremo sapere. Il suo primo album fu Terra Mia, uscito nel 1977, dove contiene alcuni dei suoi primi capolavori, tra cui la famosissima Napulee, che divenne un inno alla città di Napoli. Il suo soprannome era Mascalzone Latino. Si definiva così, giocando con la sua identità napoletana e la passione per i ritmi latini. Sta a posto? Sì, tutto bene. Com'è andata la pizza di Pino Daniele? Ma ci scioccato. Appena la ricetta che hai fatto, mi hai buttato una pizza bruciata. Ho detto no, ho tolto il coperchio e ho detto non è bruciata. È come a Napoli, è 1000 colori. Brava mamma. Cioè, Salvatore, oltre che bravo, è anche simpatico e spiritoso, eh? Sì. Mi ha quasi fatto credere che fosse una pizza bruciata, invece poi dopo... Apparenza inganna. Assolutamente, adesso la assaggiamo e speriamo che questa pizza sia all'altezza, perché non è ancora detta l'ultima parola. Sembra che manca. Sempre che mana. Com'è? Il pesto di basilico prevale leggermente sui pomodori, però è anche ovvio perché è un sapore più forte. La crema di pienolo rosso e quella gialla si combinano in modo molto equilibrato su una base bianca. La cottura, come sempre, lenta, docile e mai aggressiva. Quindi do un altro mosso. Allora Henry, che ne pensi? Giovanni, promosso a pieni voti, pizzaiolo giovane, ma che sa il fatto suo, sia per quanto riguarda l'impasto, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i topping. Allora, secondo te, lo merita il grembiule di strapizzami di coccole? Henry, io penso proprio di sì. E poi l'hai visto stesso tu. E allora lo raggiungo per consegnargli il grembiule. Scusa Henry, ma il conto? Allora, di solito lo pagano i maschietti che mi portano nelle pizzerie. E allora pago tu. No, stavolta, Paolo Salvatore! Salvatore, complimenti, locale dai colori accesi,
familiare ed elegante allo stesso momento, ma complimenti soprattutto per le tue pizze. Ma che dico pizze? 2 chicche! La popolana a contrasto che gioca con 2 pomodori campani della nostra eccellenza, il piennolo vesuviano e cannellino flecreo. E poi una pizza ispirata a Pino Daniele, un scarrafone, che in apparenza sembrava impresentabile, ma alla fine i suoi 1000 colori mi hanno rimasto un sapore inconfondibile. Salvatore, Pino Daniele diceva: "I so pazzi, io non lo sono, dubbi non ho, ti consegno il grembiule di strapizza miticoccole, prima però ti devo dire che sarò tuo ospite per questa giornata e allora voglio replicate, ma non imitate, perché pure essere ospite di un giovane pizzaiolo sa da saper fare."